Castelfranco Veneto, 1 novembre 1630. Di fronte al podestà e ai provveditori alla sanità si costituisce il cittadino Bortolo Bolini. Comunica che in una delle camere della sua casa, nella quale aveva preso alloggio, è morto da poche ore un forestiero di nome Giacinto. Vengono subito incaricati di esaminare il cadavere un barbiere chirurgo e 2 provveditori alla sanità. Si accertino se sul cadavere vi sia segno de infecione di mal contagioso. Raggiunta la casa di Bortolo Bolini, i provveditori si trattengono sotto il portico. Entra nella stanza in cui si trova il cadavere di Giacinto il solo chirurgo. Il corpo viene reoltato et rivoltato et con ogni diligenza veduto. Nella coscia destra c'è un bubbone. Il chirurgo crede che possi esser mal contagioso, ma vuole un parere del medico di comunità, Giovanni Polopoli. Per non dare nell'occhio e non creare panico, i provveditori alla sanità e il medico tornano alla casa di Bolini nottetempo. Il cadavere di Giacinto viene portato all'aperto sotto il portico ed esaminato a lume de torzi. Il medico, fatto tagliare il bubbone, conclude che si tratti di peste. Si incarica perciò di seppellire immediatamente, la notte stessa, nella fossa comune del lazzaretto, il corpo di Giacinto. Della sepoltura vengono incaricati un ufficiale di sanità e un certo compagno del defunto Giacinto. 3 giorni dopo si riprende in mano la vicenda. Il corpo di Giacinto è stato sepolto, i suoi abiti e le sue cose sono state bruciate. Tutti i membri della famiglia Bolini sono stati messi in quarantena. La loro casa è stata fatta serar et bolar. Un marangon ha inchiodato porte e finestre apponendovi i sigilli. Ma i provveditori della sanità vogliono anche veder chiaro sulla storia di Giacinto. Il 7 novembre fanno dischiodare la porta della casa di Bortolo Bolini e convocano nell'orto, con la debita distanza, il compagno di Giacinto. Un uomo di pelle negro, di età come dall'aspetto di anni 40 in circa, vestito di negro. Lo interrogano. Gli chiedono di presentarsi. Dice: «Mi chiamo Iseppo, de Zuanne Benai, bergamasco, ed andai a Venezia la settimana del San Rocco passata a lavorar nella bottega del Moro Bianco in Calle dei Faveri, perché la mia professione è di lavorar di favero». E cosa sapeva di Giacinto? Poco, ma fatto sta che erano arrivati insieme a Castelfranco a metà ottobre da Venezia per fare dei lavori proprio in casa di Bortolo Bolini. Lungo il viaggio Giacinto cominciò a star male. Camminava con fatica, sentiva dei brividi in tutto il corpo. Quando Iseppo e Giacinto trovarono alloggio in una stanza delle case di Bolini, Giacinto mostrò a Iseppo il suo male, un bubbone sull'inguine. Iseppo fu dell'idea che si trattasse di mal francese, non di peste, esortò l'amico ad apporre pertanto sul bubbone dei preparati di malva, ma Giacinto preferì affidarsi a un certo olio che aggravò la situazione. La febbre salì. Iseppo e Giacinto, pertanto, vennero sequestrati nella stanza in cui alloggiavano. Nessuno entrava, loro non uscivano. Il mangiare veniva lasciato fuori dalla porta. Negli ultimi giorni di vita, secondo racconto di Iseppo, Giacinto continuamente beveva del vino e mangiava delle castagne. Anche questo peggiorò la sua situazione. Poco prima di morire, infine, Giacinto bevette del vino terapeutico, poi disse: «Mangeria qualche cosa». Iseppo gli diede un brodetto e nel giro di un quarto d'ora Giacinto morì. Dopo la morte di Giacinto, tutti gli abitanti di casa Bolini vennero tenuti in quarantena. Il 6 dicembre 1630 i provveditori alla sanità prendono atto che Bortolo Bolini e i suoi familiari si trovano serati in sequestro in casa da 36 giorni. Si sono mantenuti in perfetta salute. È dunque possibile restituirli alla libertà. Viene liberato anche Iseppo Benai, l'amico di Giacinto. Chissà quale strada aveva preso quel giorno, se si diresse verso Bergamo, sua terra d'origine, se tornò a Venezia, dove la peste infioriva ancora, o se vagabondò nella terraferma in cerca di lavoro.